La crisi continua a mordere e cresce il disagio di famiglie e imprese a ritmi esponenziali. L'associazione Speranza al Lavoro, fondata dalla CISL, dalla Diconsum e dai familiari di alcune vittime suicidatesi per la disperazione, si mette a disposizione per dare una mano a chi ha bisogno d'aiuto. Noi parliamo di oltre 600 contatti che abbiamo avuto, contatti di persone che hanno bisogno, che hanno chiesto aiuto. Hanno chiesto aiuto o perché hanno difficoltà dal punto di vista economico oppure sono alla ricerca del lavoro. Alcuni casi si sono registrati anche a Padova, come ci testimonia il presidente degli artigiani. Questa è la nota dolente, anche perché abbiamo avuto purtroppo nostri soci proprio di Confartigianato che hanno fatto questa scelta tragica, persone anche molto vicino alla dirigenza che non ce l'aspettavamo per niente. Fondamentale, prosegue Salvatore Federico, è rompere l'isolamento degli imprenditori in difficoltà. È la solitudine, senza dubbio, il peggior nemico. Non c'è più un disagio, ma incomincia ad esserci una grande disperazione. Ci sono le famiglie che stanno scoppiando, nel senso che finora le famiglie hanno fatto un po' da ammortizzatore alle situazioni di difficoltà, ormai non ce la fanno più. Alla politica, conclude Federico, non chiediamo finanziamenti, ma impegno e attenzione per costruire una rete delle associazioni già attive sul territorio.